Termoscanner soltanto negli aeroporti, nessuna verifica nelle stazioni. L'app della regione è scaricata in un caso su due da chi è giunto nell'isola. In Grecia i turisti che arrivano fanno un test sierologico a campione se provenienti da regioni con bassi contagi da coronavirus, obbligatorio se si arriva da regioni con alto contagio. Per 12 ore i turisti devono rimanere in albergo in attesa di un esito che arriva via SMS. In caso di test positivo scatta la quarantena in una struttura indicata dalle autorità. Un sistema insomma molto stringente. E la Sicilia come sta accogliendo i turisti che lentamente stanno iniziando ad arrivare? E che fine ha fatto l'annunciato piano del consulente Guido Bersolaso per gestire i flussi dei turisti? Nell'isola, che nell'ultima settimana ha fatto meno test tra tutte le altre regioni d'Italia, l'agenda politica parla solo dei migranti, ma in generale, come dicono gli esperti, anche del Comitato Tecnico della Regione, il tema del rischio contagi in Sicilia è legato agli arrivi in generale da fuori. E su quest'ultimo fronte il sistema messo in piedi non è nemmeno paragonabile a quello della Grecia. Nell'isola non ci sono controlli capillari agli arrivi, negli aeroporti, nei porti, sullo stretto di Messina. L'unico controllo che fa l'USMAF, l'ufficio del Ministero della Salute che si occupa dei punti di arrivo frontalieri, riguarda la misurazione della temperatura. Negli aeroporti la misurazione agli arrivi è garantita con termoscanner, nei porti viene misurata la temperatura a mano con il personale dell'USMAF e nelle stazioni ferroviarie e negli autobus. A Messina, Catania e Palermo non si fanno controlli capillari. Stesso discorso all'imbarco negli aliscafi e nelle navi che collegano la Sicilia alle Eolie, Egadi e Pelagie. Nessun controllo, nemmeno della temperatura. Di certo sul fronte serologico non è previsto alcun test, ma solo la compilazione di un modulo di autocertificazione sullo stato di salute e la comunicazione del luogo di soggiorno. E tamponi in Sicilia non se ne fanno quasi più. L'isola è stata nell'ultima settimana quella che ne ha fatti meno tra tutte le regioni del paese. Appena 4.700 ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana. La Regione ha messo poi a disposizione l'app Sicilia Sicura per avere un monitoraggio costante dello stato di salute del turista, ma molti non hanno scaricato nemmeno l'app. A dimostrarlo ci sono i numeri degli arrivi negli scali principali di Palermo e Catania, senza considerare quindi anche quelli dei porti e dello stretto di Messina. Ad esempio al Falcone e Borsellino di Palermo si sono registrati tra giugno e le prime 2 settimane di luglio 100.000 arrivi. A Catania si sono registrati 160.000 arrivi. L'app è stata scaricata 123.000 volte nello stesso arco di tempo, meno della metà, e senza considerare anche gli arrivi via auto o via nave. Altro tema è quello del rispetto delle distanze e dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi o sui mezzi di trasporto. Lo scorso fine settimana sulle navi e sugli aliscafi che collegano la Sicilia alle isole minori, ad esempio, si è registrato un notevole aumento di passeggeri, molti dei quali in alcuni aliscafi senza mascherina o con la mascherina abbassata. Per gli esperti la Sicilia è di fatto Covid-free, ma corre il rischio di nuovi focolai per l'arrivo di persone da fuori regione, migranti e turisti, insomma. E se i migranti sono controllati con test a tappeto, tanto che si conosce subito il numero dei positivi, di certo c'è chi arriva nell'isola con aerei, navi e autobus e non ha alcun vero controllo. A queste persone non viene fatto alcun test.